corsia 7 Cristina Scatolin. State buoni che tanto adesso si controlla che vada tutto bene e dopo partiamo. Ecco, anche il giudice arbitro è quasi pronto. Ultimi dettagli, stanno decidendo chi squalificare. Siamo pronti. Seduti, buoni e cuccia.
grande falsa, così a 6, aspettiamo il giudice se se n'è accorto. Aggiungiamo un secondo al tempo e va ben tutto, dai. Per la serie numero 7 in corsia 1 Manuela Bertolin, corsia 2 Beatrice Cabato, corsia 3 Federica Marchesani, corsia 4 Stefano Capriari, corsia 5 Sabrina Trevisan, 6 Graziano Padovan, 7 Giovanna Santello, corsia 8 Chiara Lago. Ricordo il silenzio durante la fase di partenza. Mi raccomando, togliete la mascherina prima di salire sul blocco. Per la serie 6 Massimiliano Rossetto corsia 1, Giuliana Girardi corsia 2, Lucio Lucchetta corsia 3, Guido Armellini corsia 4, Fabio Bonso 5, Roberto Colladon corsia 6, Enrico Bruniera corsia 7, Simona Pinton corsia 8. Nella serie numero 8 annuncio di squalifica, corsia numero 6 Anna Bianco per partenza anticipata. Mi raccomando, seguite rigorosamente le indicazioni cromatiche che vi darà il responsabile Alessandro sulle sedie in fase di partenza. Per la batteria numero 5, in corsia 1 Aliprando Ebner, in corsia 2 Franco Scarso, in corsia 3 Franco Casarotti, in corsia 4 Armando Merluzzi, in corsia 5 Alessio Vilardi, in corsia 6 Laura Niesotto, in corsia 7 Massimo Stefani, in corsia 8 Luigi Favaron.
Vai Alessio. La Laura ma di pancia o sta bene? Secondo appello il corsia 4 per Armando Merluzzi. Silenzio. Batteria numero 4, corsia 1 Francesco Sartore, corsia 2 Pessina Massimiliano, corsia 3 Simone Palumbo, corsia 4 Andrea Paramento, corsia 5 Monica Corò, corsia 6 Flavio Bucci, corsia 7 Alvise Trevenzoli, corsia 8 Francesco Meli. Per la serie numero 3, corsia 1 Francesco Collarullo, 2 Gabriele Zamuner, 3 Giorgio Bertolotti, 4 Anna Bertelli, 5 Riccardo Basini, 6 Valentino Cracchiolo, 7 Matteo Forsin, 8 Sandro Metlica. Per la serie numero 2
corsia 1 Andrea Celebrin, corsia 2 Marco Martinuzzi, 3 Luca Sandrin, 4 Martin Hendriksen, 5 Alessandro Pinto, 6 Giuseppe De Maria, 7 Andrea Beggin, 8 Luca Bellotto. Silenzio durante la chiamata, la partenza. Per la serie numero 1, in corsia 1 Michele Migliorini, corsia 2 Francesco Perizzari, 3 Daniele Perale, 4 Marco Moratello, 5 Nicola Sandon, 6 Michele Nardo, 7 Enrico Capitani, corsia 8 Stefano Barro. Silenzio, ultima batteria. Per la serie numero 13 dei 50 stile libero, in corsia 2 Cristina Scattolin, in corsia 3 Greta Boscolo, corsia 4 Roberto Colladon, corsia 5 Anna Bianco, corsia 6 Antonia Margarita Garcia, corsia 7 Barbara Piva. Purtroppo la formazione delle batterie va a rilento. Tomasetto, basta far casino.
Per la serie numero 12, 50 stile libero, corsia 1 Silvia Scarsi, corsia 2 Giovanni Battista Ghostbuster Maccanti, corsia 3 Carla Dall'Acqua, corsia 4 Chiara Lago, corsia 5 Francesco Dall'Acqua, corsia 6 Sabrina Trevisan, corsia 7 Fabio Gambini. Schedine. Silenzio durante la partenza. Per la serie numero 11, corsia 1 Nuri Ilia Albachiaro, 2 Elena Mondardo, 3 Sara Perini, 4 Franco Scarso, 5 Enzo Nardo, 6 Giulia Minozzi, 7 Guido Armellini, 8 Giuliana Girardi. La serie numero 10, Camilla Manzin, corsia 1, Renato Zanuso, corsia 2, Erika Meretazzo 3, Fabio Bonso 4, Jessica Busatto 5, Giuliano Geromel, corsia 6, Federica Marchesani, corsia 7, Giulia Borghetto, corsia 8.
Per la serie numero 9, Luigi Favarò, corsia 1, Maurizio Contro 2, Manuele Zanetti, corsia 3, Alvise Travenzoli, corsia 4, Giulia Favaro, corsia 5, Cristian Moniato, corsia 6, Aliprando Ebner, corsia 7, Diletta Enzo, corsia 8. Silenzio. Per la serie numero 8, in corsia 1 Simona Pinton, corsia 2 Manuela Bartolini, corsia 3 Manuela Bertolini, corsia 2, corsia 3 Simone Palumbo, corsia 4 Igor Cavaioli, corsia 5 Monica Corò, corsia 6 Miriam Angelica Zilli, corsia 7 Francesca Cascino, corsia 8 Cristian Bazzucco. Vai Monica. Op, 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 op. Per la serie numero 7, in corsia 1 Luca Tecchio, in corsia 2 Laura Niesotto, in corsia 3 Alberto Zanatta, corsia 4 Deborah Scita, corsia 5 Luca Resera, corsia 6 Antonio Zennaro, corsia 7 Franco Casarotti, corsia 8 Massimiliano Pessina. Per la serie numero 6, corsia 1 Francesco Sartore,
corsia 2 Alessandra Aresu, corsia 3 Francesca Malagutti, corsia 4 Matteo Gallina, corsia 5 Francesco Collarullo, corsia 6 Michele Iabichella, corsia 7 Andrea Bolzan, corsia 8 Monica Vaccari. Silenzio, per favore. Per la quinta serie si preparano Elena Rigoni, corsia 1, Anna Bertelli, corsia 2, Gabriele Zamunelli, corsia 3, Luca Bertan, corsia 4, Eva Scarpa, corsia 5, Alessio Favoretto, corsia 6, grande assenza Alberto Signorini, corsia 7, Sandro Metlica in corsia 8. Per la serie numero 4, corsia 1 Marco Ganassin, corsia 2 Giuseppe De Maria, corsia 3 Jacopo Fiore, corsia 4 Giulio Ceola, corsia 5 Giulio Longo, corsia 6 Gianluca Peretto, corsia 7 Giorgio Bertolotti, corsia 8 Luca Bellotto. Silenzio alla partenza, mi raccomando.
Per la serie numero 3 di corsia 1 Stefano Giuffrida, corsia 2 Riccardo Basini, corsia 3 Martin Hendriksen, corsia 4 Stefano Barro, corsia 5 Moreno Tognon, corsia 6 Alessandro Pinto, corsia 7 Andrea Celebrin, corsia 8 Bruno Tonin. Per la serie numero 2, corsia 1 Thomas Bevilacqua, corsia 3 Alessandro Mazzarotto, corsia 4 Michele Bevilacqua, corsia 5 Andrea Beggini, corsia 6 Michele Nardo, corsia 7 Beatrice Barcellona, corsia 8 Michele Migliorini, corsia 7 Michele Migliorini e corsia 8 Edoardo Fidetti. Per la serie numero 1 di corsia 1 Riccardo Tizzi, Green Project, corsia 2 Andrea Guerra, Acquarea Vicenza, corsia 3 Matteo Nino dalla Libera, Sli Project, corsia 4 Ettore Chiuso, Polisportiva Terraglio, corsia 5 Nicola Saldon, Acquaviva 2001, 6 Enrico Capitani, Tennis Club Peschiera, corsia 7 Francesco Pellizzari, Ponte Nuoto, corsia 8 Marco Battistini, Città Sport Vicenza.
Bene signori, non eravamo in tanti, è stata abbastanza problematica, però l'abbiamo fatto. Siamo riusciti a applicare ogni regola e credo che alla fine ci andiamo a casa contenti. E ci auguriamo che tanti altri possano tornare a nuotare, tante piscine possano riaprire, tante società e nostri amici che in questi mesi sono stati fermi per l'indisponibilità dell'impianto o perché magari qualcuno che ci ha scritto in questi giorni ha contratto il virus. Speriamo di vederci tutti quanto prima nei prossimi appuntamenti del circuito che dovrebbero essere il trofeo delle Baddie e poi andiamo a guardare verso la tarda primavera. Un caro saluto a tutti e alla prossima edizione tutti insieme. Ciao!